Il prossimo 29 luglio le chiedo se parteciperà al convegno sulla crisi economica nel Veneto orientale che si terrà a Concordia Sagittaria nella serata inaugurale della Fiera di Santo Stefano. Sicuramente, io normalmente tutti gli anni partecipo all'inaugurazione della Fiera di Santo Stefano e anche ai convegni che sono correlati alla fiera stessa, quindi sicuramente ci sarò quel giorno e penso anche di portare eventualmente il contributo della città di Portoguaro a questo convegno. Posso anche anticipare che stiamo valutando seriamente e anche lavorando per valutare l'opportunità, anzi non l'opportunità, la necessità di fare un convegno importante, penso nel primo trimestre del 2012, e stiamo già lavorando da 2 mesi, per cercare di raccogliere tutte le proposte, tutti i contributi possibili, per cercare di disegnare per quest'area, compressa da una parte il Friuli, dall'altra parte dalla centralità di Venezia e dall'altra parte nelle spiagge, di vedere quale sarà la vocazione per i prossimi 10 anni, dove dovremo tutti assieme come comuni del portoguarese lavorare per individuare i punti di forza e anche i punti di debolezza se necessario, quindi vedere che riguarderà un approfondimento sui temi ambientali di questo territorio, i temi turistici di questo territorio, i temi scolastici di questo territorio, i termini culturali di questo negozio, di questo territorio. Quindi io mi auguro di riuscire a raggiungere, li chiameremo stati generali dell'economia, vedremo se il Comune di Portoguaro riuscirà a dare un contributo alla identificazione della vocazione di quest'area per i prossimi 10-15 anni. Quindi un convegno come quello programmato durante la Fiera di Santo Stefano credo che coincida molto con le finalità di questa amministrazione comunale.